Buongiorno e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Oggi parleremo di un progetto, ha un nome importante, si chiama ALBA, l'acronimo sta per Albarella Laboratorio Biodiversità Ambiente, ma ALBA è anche un termine importante, l'alba di un processo, di un nuovo processo, che mira lontano, mira il 2050 a dire il vero, e cioè di arrivare a quella data con emissioni di anidride carbonica zero. A dire il vero, anche l'Unione Europea sta lavorando su questo, ma il progetto ALBA, che si sviluppa nell'isola di Albarella, anche per questo il nome quindi è tutto concatenato, l'isola di Albarella nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo. Parleremo di questo con due docenti dell'Università di Padova proprio perché l'Università di Padova è capofila di questo importante progetto. Cercheremo di capire di cosa si tratta. Innanzitutto salutiamo i nostri ospiti in modalità anti-coronavirus, cioè in modalità via Zoom, siamo in modalità online e quindi grazie Cristian, siamo con il professor Cristian Bolsonella dell'Università di Padova, Dipartimento TESAF, e al quale chiediamo immediatamente di spiegarci in cosa consiste il progetto ALBA. Prego Cristian. Buongiorno a tutti. Il progetto ALBA è un progetto che è partito da poco e vede il coinvolgimento di diverse università, cui fa capofila l'Università di Padova, che è coordinata da qui presente il professor Augusto Zanella, e ha un obiettivo importante, un progetto che guarda avanti, come hai detto ben te, Renzo, cioè quello di raggiungere le zero emissioni di carbonio nette in un contesto. Abbiamo scelto come caso studio l'isola di Albarella, che è un'isola di circa 550 ettari, che vive solo di turismo, quindi non ci sono attività industriali all'interno di quest'isola. È un turismo che si concentra praticamente in 3-4 mesi all'anno, quindi diciamo è una situazione molto favorevole. Quindi Cristian, scusami Cristian, è veramente un laboratorio, un vero laboratorio, come dice l'acronimo laboratorio di Albarella, dove cosa esattamente si farà grazie a questo progetto? Allora, nell'isola di Albarella andranno a valutare tutte quelle che sono le emissioni e le capacità di stoccaggio dell'isola. Queste capacità di stoccaggio in parte sono naturali, quindi verranno da una diversa gestione del verde e del suolo, e noi adotteremo tutta una serie di attività. Suggeriremo insomma tutta una serie di attività che permetterà di ottimizzare lo stoccaggio del carbonio nel suolo e nella vegetazione. Dall'altro lato, però, questo non è sufficiente per arrivare alle cosiddette zero carbon emission, e quindi ci sono due vie. Uno che è quello di, ahimè, quello della ridurre il consumo di energie fossili, e in particolare del consumo elettrico, che è prodotto a sua volta da energie fossili. E questa sarebbe una via che è abbastanza utopistica. L'altra è quello di adottare tutta una serie di anche nuove tecnologie, come ricorrere alle energie rinnovabili, come il fotovoltaico, eccetera, tutta una serie di accorgimenti, quindi ad esempio anche adottare un cambio di dieta, passare da una dieta continentale a una più mediterranea, basata su prodotti locali, insomma, per quanto si può, e ridurre anche l'utilizzo delle macchine all'interno dell'isola. Ascolta Cristian, scusami, ricordiamo che lì vicino, quindi un'isola fortemente antropizzata, soprattutto d'estate, e lì accanto c'è invece il giardino botanico di Porto Caleri e comunque tutta l'area, tra l'altro gestita anche da Veneto Agricoltura, tutta l'area che invece è rimasta naturale. Come mettere a confronto due aree così diverse, quindi? Abbiamo una situazione antropizzata, una situazione naturale, e questo ci permette di fare il confronto proprio dalle potenzialità di stoccaggio del carbonio a livello di suolo
e a livello di vegetazione, quindi e a livello anche di biodiversità, come dovrebbe essere la biodiversità in una situazione completamente naturale, qual è l'orto botanico di Porto Caleri, e com'è invece la biodiversità in un ambiente atropizzato, com'è l'isola di Albarella. Per fare questo e quantificare tutto questo, ovviamente stiamo costruendo un laboratorio, un vero laboratorio all'interno dell'isola, che ci permette, in cui ci sono anche delle macchine innovative, insomma, come le Carbo Steel Yeomans, che sono le prime 2 macchine presenti in Europa. Cioè, cosa sono? Cosa sono? Spiega un po' meglio. Sono praticamente dei forni sperimentali che permettono di monitorare il carbonio organico presente nel suolo e permette di monitorare su grossi campioni, insomma, mentre attualmente la maggior parte di queste attività vengono fatte in laboratori su piccoli campioni di grammi, qua invece possiamo analizzare anche campioni più importanti di 1 chilo e mezzo. Quindi è molto più rappresentativo della vera situazione in cui vengono a trovarsi i nostri suoli. Bene. Oltre a questo, Sì, sì, prego, prego. Oltre a questo, poi ci sono tutta altre una serie di attività che seguite proprio dal professor Augusto Zanella per quanto riguarda il monitoraggio della biodiversità nel suolo e anche il monitoraggio della biodiversità presente nell'isola. Come ad esempio stiamo partendo con tutto il monitoraggio di quello che sono gli uccelli presenti, l'utilizzo anche delle api, ad esempio, degli alveari, che permette di vedere e di monitorare lo stato di salute dell'isola. Ricordiamo che ogni alveare ha una presenza di circa 50.000 api, una parte sono api operai che durante i 5-6 mesi all'anno praticamente ogni ape va a monitorare oltre 250 punti al giorno, no? E porta tutte queste informazioni in un unico luogo che è l'alveare. Ascolta, Cristian, volevo chiedere invece al professor Zanella un paio di cose. La prima è molto semplice. Per chi magari ci segue e non sa esattamente cosa vuol dire in sostanza zero carbon free entro il 2050. Arrivare al punto zero di emissioni di anidride carbonica, cosa vuol dire in pratica? Allora, prima di mettere a fuoco la questione di cui la domanda che mi è stata fatta, volevo dire che Alba è un progetto uni-impresa, e cioè che coinvolge l'università e le imprese insieme. Sono dei progetti un po' innovativi che l'università ha messo in atto e per i quali viene chiesta la contribuzione anche proprio economica delle imprese per il 50% del valore del progetto. Per cui, per esempio, questo progetto vale 100.000 euro, 50.000 sono messi dall'università e 50 da Comunione di Albarella, l'associazione dei proprietari dell'isola. È un passo avanti molto importante. Sì, importante proprio. Quindi in questo progetto non sono coinvolte solo l'Università di Padova e Albarella, ma anche l'Università di Lorraine in Francia, l'Università di Parma, l'Università di Bologna, l'Università di Guangzhou in Cina e anche del Minnesota negli Stati Uniti. Quindi a dimostrazione che stiamo parlando di un progetto veramente importante. Certo. Allora, zero carbon emission vuol dire tanta CO2 liberata quanta il sistema ne può stoccare. Vediamo di spiegarlo attraverso un esempio. Un esempio, una foresta quando cresce, quando voi piantate un albero, l'albero diventa grande e quindi che cosa fa? Prende CO2 dall'aria attraverso la fotosintesi, lo trasforma in legno e questo legno rimane lì stoccato sul posto nell'albero e l'albero diventa sempre più grande. Quando è diventato all'età adulta, l'albero tanta CO2
mangia, ingerisce col processo di fotosintesi e tanta ne butta fuori respirando come noi. Quindi è in equilibrio. Un sistema in equilibrio butta fuori tanta CO2 quanta ne prende. Quindi professore, lì accanto ad Albarella che c'è il giardino botanico di Litoraneo di Porto Caleri, gestito tra l'altro da Veneto Agricoltura, succede tutto questo. Già succede questo. Zero carbon emission. Chiaro. Invece ad Albarella ci sono delle attività economiche, e come Albarella in ogni città, in ogni posto abitato dall'uomo. Sì. Lì cosa succede? Che più buttiamo fuori, più CO2 di quanta riusciamo a stoccarla. Certo. E l'idea è di prendere Albarella come esempio, un piccolo mondo che c'è, tanto verde, e ci sono delle attività umane che sono forse non tanto impattanti, ma comunque impattanti, perché ci sono delle piscine, ci sono degli alberghi, di prendere questo esempio e vedere se almeno lì riusciamo a portare a zero il sistema. Bene, professore, le chiedo due cose, poi chiudiamo perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. La prima, questo laboratorio attivato ad Albarella è replicabile in altri posti? E poi chiudiamo con... Sì, intanto mi risponda a questo, mi dica. Certo, l'idea è proprio quella di fare di Albarella un esempio replicabile. Misurate tutto quello che prendete, tutto quello che riuscite a stoccare, misurate tutto quello che buttate fuori in aria e facciamo il bilancio. In Albarella abbiamo fatto così e così, ha funzionato. Vediamo se riusciamo a fare la stessa cosa per la città di Padova, per tutto il Veneto, per tutta l'Italia e poi per tutto il pianeta. Questa è l'idea fondamentale. Perfetto, perfetto. A tal proposito invece, poi chiudiamo veramente, le chiedo, ma queste indicazioni, questi auspici anche dell'Unione Europea di arrivare al 2050 a zero carbonio, eccetera, è solo un'utopia o ci arriviamo, ci arriveremo? Ad Albarella, dai primi risultati che noi abbiamo studiato la cosa per un anno e mezzo, sembra possibile di arrivare a un equilibrio che si aggira intorno alle 2000 tonnellate all'anno di mangiato, assorbito e emesso. Questo fa intervenire però delle tecnologie nuove come il fotovoltaico, che rimpiazzerà il consumo da idrocarburi e di gas di origine fossile, e questo non sappiamo però ancora molto bene quanto incida in termini di emissioni. Non ho capito. Si dice che il fotovoltaico emette poco in confronto agli idrocarburi, il 20% di questi. Dobbiamo ancora veramente andare a vedere nel dettaglio questa tecnologia se effettivamente rispetta i canoni che sono presentati in bibliografia e in rete. Bene, bene. Professore, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ricordiamo quindi e ringraziamo il professor Augusto Zanella e anche il professor Cristian Bolzonella del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, con il quale abbiamo parlato di questo interessante progetto. Ci ritorneremo di sicuro perché i contenuti e gli obiettivi di questo ALBA, di questo progetto, sono veramente interessanti. Un saluto, ringraziamo ancora e un arrivederci alla prossima occasione. Grazie.